Il calcio è fantastico finché, per fortuna, ci ha rivelato Medical Group. Coach Silvio Rocha, allora, un'altra stagione qui alla Came, adesso Came Treviso, come sta procedendo la preparazione? Bene, dai, sta dentro del programmato, stiamo cercando di fare un insieme di lavoro fisico che è la priorità, più lavoro tattico, soprattutto per i nuovi, no? Per inserire il prima possibile i nuovi nello che è il sistema di gioco della squadra, tanto difensivo come offensivo, e sta procedendo bene, stiamo nella strada giusta, stiamo cercando di fare un lavoro pensando soprattutto nell'inizio del campionato, arrivare nella migliore forma possibile. Le amichevoli si sa bisogna sempre prenderle un po' con le pinze, però che indicazioni ha potuto trarre da quelle che avete disputato e anche quella odierna? Sì, l'indicazione è chiara, io sono contento con il lavoro soprattutto dei nuovi, no? Perché sono ragazzi che non è facile arrivare in un campionato nuovo, in una squadra nuova, ci sono giocatori come Turchi, Daniel, che è il primo anno anche Del Gaudio, il primo anno che fanno la Serie A italiana, quindi è importante che loro si mettano a disposizione, lo stanno facendo perfettamente. Quindi sono contento, molto contento perché anche in queste due amichevoli ho visto tante cose positive, no? C'è tante da migliorare, però ho visto da parte di loro tante cose positive sia individuali che sia collettiva. Quindi sono contento, fino adesso dobbiamo continuare lavorando per, come ho detto prima, arrivare in una condizione che è bisogno per giocare una Serie A come ogni anno difficilissima. Fermo restando che siamo appunto all'inizio, dove c'è da migliorare in particolare secondo lei? Sì, dobbiamo migliorare soprattutto la conoscenza tra di loro in campo, no? Perché devono conoscersi, devono sapere il momento del movimento, quando faccio il passaggio, questo solo possono ottenere, solo possono conseguire questa possibilità giocando, no? A base di tanto giocare, no? Quindi questa è una parte importante per loro nella fase individuale, no? Che loro devono abituarsi a giocare insieme, no? Soprattutto con i nuovi, e dopo la parte collettiva dobbiamo continuare lavorando perché sono molto esigenti in questa parte, noi dobbiamo essere una squadra molto organizzata, molto competitiva, quindi per riuscire a questo è bisogno di ogni giorno continuare lavorando e migliorando ogni situazione di gioco. Perazzetta, allora, per prima cosa ci racconti della tua esperienza in nazionale? È stata una bellissima esperienza, molto formativa, grandi emozioni, giocare con la maglia azzurra questo europeo, poi dispiace per il risultato ma sicuramente è un modo per crescere, soprattutto nelle sconfitte lo si fa. Per quanto riguarda invece la Came Treviso, come stanno andando le cose, le tue prime impressioni? Oggi era la prima volta in questa stagione che scendevo in campo perché tutta la preparazione da inizio agosto l'ho fatta a Coverciano con la nazionale. Ho visto un bel gruppo, un gruppo affiatato, ci sono già delle connessioni importanti e speriamo di far bene e oggi ne abbiamo dato l'esempio. Tu come giocatore come ti descriveresti, nel senso le tue caratteristiche viste da te? Mi descrivo molto, molto completo, riesco a dare una mano sia in attacco che in difesa. I punti di forza sono il sinistro che comunque mi sta dando molti frutti perché non è da tutti avere il piede forte e il mancino e sicuramente questo aiuterà la squadra. Quindi un giocatore molto duttile, molto versatile, insomma. Sì, riesco a fare sia la fase offensiva che difensiva molto bene e piano piano col tempo si miglioreranno tutti gli altri aspetti. Per questa stagione 2023-2024 i tuoi obiettivi personali e di squadra? Sicuramente personali sono raggiungere un discreto minutaggio qua in Serie A e con la squadra punteremo a vincere tutto quello che c'è, perché bisogna ambire a quello e poi raccoglieremo i frutti del lavoro. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.